Le sensazioni, dico, sono per quello che ci riguarda positive, per quello che è il risultato che abbiamo ottenuto. Chiaramente 4.650 preferenze che hanno confermato il voto sulla mia persona non sono indifferenti. Fra le altre cose abbiamo visto che ci sono oltre 3.000 schede non votate sul sindaco, delle quali 2.000 date il voto a una lista della mia coalizione, ai candidati della mia coalizione, ma non sono stati segnati per il sindaco. Questo è frutto purtroppo di questa nuova legge elettorale che chiede la conferma sul nome del sindaco. Magari la gente convinta di votare il candidato serviva anche ad esprimere la preferenza sul sindaco, non ha fatto attenzione a segnare proprio a parlare il nome del sindaco. Questo ha comportato che per 58 voti non siamo riusciti ad arrivare a vincere al primo turno, però l'intenzione della gente, dell'elettore è chiara, perché avere avuto l'opportunità di quasi 7.000 preferenze, se non fosse stato per questo, ripeto, nuovo sistema di voto, avrebbe, diciamo, confermato che la gente ancora ha intenzione di continuare con questo tipo di attività amministrativa, con questa amministrazione che ha dato, diciamo, ampia visibilità al territorio, ha riqualificato veramente la visibilità del territorio, ha dato tanti servizi e tante opportunità. Per cui ritengo che oggi la questione non tanto sta nel cercare di convincere la gente ad andare a votare in Lombardia, quanto nel convincerla ad andare di nuovo a rivotare per il turno del ballottaggio. Se riusciamo a far capire alla gente quanto è importante questo aspetto di andare di nuovo a confermare la preferenza per il candidato sindaco Bellia, sono convinto che giorno 15 saremo sicuramente a festeggiare. I primi atti che si dovranno andare ad attenzionare chiaramente sono gli atti di bilancio. In questo momento, dico, abbiamo approvato, l'amministrazione chiaramente uscente ha approvato il bilancio consuntivo, ora è necessario approvare il bilancio preventivo, che sarà lo strumento che ci consentirà di poter andare avanti, proseguire e dare a tutti quanti i servizi che sono dovuti. Che oggi i sindaci hanno la funzione di dialogare con quelle che sono le città limitrofe, specialmente Catania. Il sindaco Bianco in quell'occasione, che rappresentava anche la lista del PD, che ha condiviso questo progetto assieme a noi, e ha espressamente dato la sua disponibilità per tutto quello che sono le attività che possono essere intraprese in maniera sinergica con i comuni, non solo con San Giovanni la Punta, ma con i comuni limitrofi. Per cui noi non v'è dubbio che nella misura in cui saremo noi a governare non trascureremo niente e cercheremo di condividere tutte quelle che sono le attività per poter dare sempre più servizi, sempre più opportunità al nostro territorio.